Rimaniamo a Portogruaro, parliamo invece del libro di Guerrino Moretto, La stella di Denis, la presentazione al microfono di Lauro Nicodemo. Guerrino Moretto, figlio della guerra, nato nel 1918. A 100 anni dall'inizio della Grande Guerra, lei questa sera a Portogruaro ha voluto presentare il suo libro La stella di Denis. Ci può dire le ragioni di questo libro? Beh, ho voluto un po' mettere in campo, far conoscere un po' tutta la mia esistenza. Siccome io ho avuto una vita un po' travagliata, mi sembra, e allora è interessante che resti per i posteri. Io non ci sarò più, chi lo legge si ricorderà di me. Più di questo io non posso dire. È stato un modo per dimostrare quello che io ero, far capire quello che io ero e tutto qua. Il libro ha tre aspetti fondamentali: la comunità di Tellio, poi le comunità anche estere, perché il papà era un emigrato, un muratore che da Tellio Veneto prima è andato a Brema, poi è andato in Romania, e la terza parte, la seconda guerra mondiale nei campi di prigionia e nel Baltico. Ecco, lei è riuscito a tirare questo filo di rapporto lungo tutto il secolo scorso. Un grande libro. Lei però abitava nella strada che da Tellio Veneto porta a Fratta, quella che Ippolito Nievo faceva, e lei ha fatto sia un romanzo che la realtà, un po' come le confessioni di un italiano. Sì, quando che Ippolito Nievo passava da lì si chiamava via Pradicine. Via? Pradicine, numero 22, ricordo ancora quel numero lì. Solo mi sembra, non so se verso il 28 là hanno cambiato il nome via Ippolito Nievo per ricordare appunto questo Ippolito Nievo.